Puntata particolare, gentili telespettatori, numero 31 di Guarda che Stella. Come vedete, il futuro abita qui, la piccola grande Italia. Insomma, una puntata tutta da seguire, da vivere, perché faremo un circuito particolare dello Stella, una sorta di post Giro d'Italia, una tappa da seguire, ma non parleremo solo di ciclismo, sia agonistico che amatoriale, calcio e anche mangiare, perché a una certa ora ci vuole. Dunque non resta che dirvi, allacciate le cinture, si parte, let's go! Il 2 giugno, dunque festa della Repubblica, conoscere l'Italia vuol dire anche visitare le località tipiche del Friuli in particolare. Certamente, questa nostra campagna nazionale Voler bene all'Italia oggi compie 10 anni e in questa occasione abbiamo voluto farla coincidere con la festa della Repubblica, due feste che sono importanti per tutti gli italiani. Noi valorizziamo le cose belle dell'Italia, valorizziamo le cose belle fatte dai comuni piccoli, da quelli che normalmente non hanno l'audience dei grandi media, della grande ascolto. Proprio per questo noi li vogliamo valorizzare, vogliamo far conoscere ai nostri soci, alla popolazione, le bellezze naturali, come nel caso di Rivignano, i sapori, i gusti, le cose belle anche enogastronomiche e tutto quello che riguarda il territorio. E soprattutto mi permetta anche fare un giro qui all'acquario di Aris per dare un ulteriore sapore alla visita cicloturistica del territorio. Oggi abbiamo visitato dei posti stupendi, il biotopo di Zarnicco, abbiamo visitato il bosco della Villa Otelio, non potevamo non chiudere all'acquario di Aris, che è un gioiello nella nostra regione, uno dei pochissimi acquari diciamo delle specie autoctone spontanee del territorio presenti in Italia, e quindi era doveroso chiudere qui la giornata, e vedo che è stata molto apprezzata questa visita, e quindi credo che sarà anche l'occasione per tornare a trovarli. Chiudendo questa bellissima giornata in bicicletta attraverso le zone verdi di Rivignano, siamo all'interno di quest'area alluvionale, come si dice in gergo tecnico, e allora voglio sentire da lei un po' il commento in merito a questa bellissima giornata e questa iniziativa che qualcuno magari si augura che si ripeta anche in merito a Giove Pluvio, se ne vuole stare lontano, insomma, no? E certo, in questi giorni il tempo non è stato particolarmente favorevole, quindi questo ha un po' creato delle difficoltà logistica a questa giornata, che comunque è andata bene lo stesso. Noi siamo orgogliosi, ringraziamo la Lega Ambiente per il riconoscimento che ci ha tributato e siamo naturalmente orgogliosi perché la Lega Ambiente ha considerato il comune di Rivignano tra le eccellenze a livello nazionale per le politiche a tutela dell'ambiente, e questo riconoscimento ci fa piacere, perché evidentemente quello che stiamo facendo in questi anni a favore dell'ambiente viene apprezzato e comincia a essere compreso anche da chi di ambiente se ne intende. Possiamo dire che sono soldi spesi bene? Sì, i soldi non sono molti in realtà, e comunque quei pochi che vengono investiti a tutela dell'ambiente sono spesi bene, sia perché si cerca di creare un ambiente dove sia bello vivere, e questa è la cosa più concreta che si possa fare, ma anche perché questi soldi
soldi possono tornare in misura ancora maggiore nel momento in cui l'ambiente diventa anche una risorsa da sfruttare economicamente. Possiamo dire che questo ambiente ricorda un po' le avventure di Salgari, no? Sì, in parte sì, direi. Appunto i boschi sono alluvionali, quindi ci sono boschi allagati sia a destra che a sinistra, e anche la strada a tratti, come nel tratto che stanno attraversando adesso gli amici della Lega Ambiente, è in parte sotto acqua, ma insomma sono avventure che vale la pena di vivere. Daniela, siamo in conclusione di questa bellissima giornata di festa, sport, natura, conosci un po' quello che sono le tradizioni tipiche di questa bellissima località che si chiama Rivignano. Tu ne fai parte, dunque mi pare logico che a livello tecnico ci spieghi il perché vivere queste giornate. Allora, questa giornata è molto importante per far conoscere a tutti gli importanti siti a livello ambientale che abbiamo qua nella zona di Rivignano, Flambruzzo, Aris, insomma questo piccolo centro che però può offrire alle persone grandi sottotagli, no? Grandi piscine, ecco, è una giornata molto importante perché facciamo conoscere il territorio a tutte le persone, facciamo conoscere le peculiarità ambientali che abbiamo, ma anche la storia, le presenze romane di queste località, e anche le aziende che fanno rete e cercano con le loro tipicità territoriali, i loro prodotti particolari di nicchia e lavorano in un sistema di qualità ambientale, cerchiamo di farci conoscere. Anche quest'anno un grande successo, seppur rinviata di 7 giorni, ma sta di fatto che la gente ha risposto alla grande. Ma diciamo di sì, siamo stati fortunati che almeno questa domenica il tempo ci ha assistito, la gente ha partecipato in maniera massiccia, siamo stati molto contenti, insomma, ecco, noi come ogni anno facciamo questa festa esclusivamente a scopo di beneficenza, quindi tutto quello che rimarrà del ricavato sarà devoluto insieme, decideremo assieme all'assessore del comune di Rivignano a chi destinare questi soldi, che solitamente vanno alle persone che hanno un po' di bisogno. Ecco, visto anche il periodo di crisi generale, ancora motivo in più per partecipare, oltre al fatto, insomma, di trovare un po' di unione. Abbiamo bisogno di unione, no? Il mondo della caccia è visto un po' con un occhio un po' per traverso, se vogliamo così dire, si cerca di cambiare, ecco, la volontà, anche il mondo venatorio non è più quello che era dipinto come un mondo abbastanza particolare, sta cambiando, sta cercando di far crescere sia l'ambiente, cercando di curare gli animali, ma anche di stare assieme agli agricoltori e a tutti quanti, perché è giusto condividere le cose, insomma, anche col mondo ambientalista. Ecco, questo è il nostro scopo. Lo scopo della festa oggi un grossissimo risultato, speriamo che, insomma, serva bene a qualcosa. Ecco. Anche quest'anno grande successo, ma soprattutto permettimi di sottolineare, la gente ha risposto in un momento di crisi per dare una mano. Ma sicuramente sì, la soddisfazione è tanta, insomma, avete visto, insomma, dall'immagine si vede quanti hanno partecipato, quindi vuol dire che lo spirito friulano non cede, non tradisce mai, quindi io sono contentissimo come ospite, insomma, non potevo essere più felice, insomma, la situazione è più che positiva. Seppur rinviato di 7 giorni, ancora meglio. Certo, sì, il tempo ha tenuto, quindi siamo stati fortunati, si vede che qualcuno dall'alto ci vuole bene, cosa devo dire di più, insomma, anzi ancora di più successo, perché con questo tempo magari la gente, sai, non è tutta venuta, quindi non possiamo che essere stramega felici. Adesso ci trasferiamo in sede a Rivignano perché seguiremo la pagina sportiva dedicata al ciclismo e poi al calcio. Un saluto anche alle Vallette. Ciao. Complimenti. Ciao. Complimenti. Ciao. Complimenti. Bene. Grazie, Mandy. Presidente, è stata una bellissima organizzazione, un banco di prova importante che dice il prossimo anno si può tornare a fare, no? Il prossimo anno sicuramente il 2 giugno saremo qui con queste due categorie, c'era la possibilità di fare anche la categoria juniores che è superiore, però quest'anno dovevamo provare, quindi abbiamo provato con esordienti e allieve. Ecco, molto bene. Prove tecniche di trasmissione, ha funzionato, un percorso che si addice a velocisti perché comunque non ci sono asperità particolari, però insomma è un buon biglietto da visita per dire che in Friuli Venezia Giulia si possono fare gare di un certo livello. Sicuramente l'impegno è grosso, sia finanziario che di personale, però
si può fare ancora del buon ciclismo in Friuli in sicurezza. Quali sono i prossimi appuntamenti del Velo Club Rivignano? I prossimi appuntamenti abbiamo il 15 agosto una gara di allievi la mattina, juniores pomeriggio, sempre sul stesso percorso, quindi oggi ci siamo rodati, la prossima volta siamo qua. Mi dicono una gara in notturno? No, una gara notturna per adesso è improponibile perché ci sono troppi problemi di sicurezza. La gara notturna, se è fatta in circuito in paese, deve essere illuminata a giorno e quindi non diventa più una notturna ma diventa un finto giorno, insomma. Complimenti per quello che state facendo e alla prossima, insomma. Grazie a voi. Presidente, allora una vittoria importante, che Rivignano c'è, comunque vada, è lì pronto e domenica insomma a quanto pare sarà 13°. Siamo al 7° cielo, siamo veramente soddisfatti della gara oggi, del pubblico veramente numeroso che si sperava in questa finale. Adesso quello che viene per noi va bene, insomma, nel senso che era importante raggiungere questo obiettivo. Speriamo, insomma, adesso si dovrà scegliere un po' il campo, le cose, però so che per una monata, una stupidaggine così, Ventrice ha preso la munizione in panchina, l'avevamo tolto per non rischiare, purtroppo si è fatto ammonire e domenica non ci sarà. Permetta, avrebbe da dire un po' da pirla, ecco, questo. Non so, non ho parlato ancora con il mister del ragazzo, però insomma ci sono gli altri e faremo sicuramente una bella gara, speriamo che ci sia tanto pubblico e che vinca il migliore, insomma. E soprattutto quello che conta è che un Rivignano, quello visto oggi, è ancora meglio rispetto alla domenica scorsa. Sì, veramente oggi i ragazzi, ma sempre tutta la settimana c'è questa voglia, veramente hanno ripagato i sacrifici che si fanno numerosi la società. Per adesso non diciamo niente, sì. Ci vediamo domenica. Va bene, grazie e saluti a tutti. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima!